Davvero tutto pronto e si va, è iniziata Geraci contro Don Carlo Misilmeri. Va Gonzalez, corto pallone che sfila, non arriva nessuno, poi da fuori e il tentativo da parte di Bonda, squalificati. La persone dalla destra, colpo di testa da parte di Guadagnoli. Zummo si distende, cerca centrale, Matera, poi indicata il taglio, occasione incredibile tra Don Carlo Misilmeri con Girgenti. Si prepara ad uno schema, Geraci fischia l'arbitro, botta da fuori da parte di Giovagnoli para Zummo. Va Gonzalez, Bressan di testa! Ancora Bressan! L'esperienza di Cosentino. Lucera, Matera con il destro se la porta dentro l'area, poi calcia il numero 9. Girgenti, bella qui la giocata del 7 con il destro, non arriva Matera. Anzi sì, secondo il guardalinee, perché rinvia dal fondo, non è entrambi sanzionati dal direttore di gara. Lucera e spalla alla porta, si gira e serve Ferrara sull'auto Mancino, con il mancino Ferrara va a cercare la Vardera che con il sinistro spara alto. Che occasione qui, a lungo c'è Cosentino che alza questo campanile, nulla di fatto. La Vardera, cross, Lucera si accentra, salta un paio di avversari, scarica per Cerniglia che prova la conclusione, pallone sul fondo, entra con il pallone dentro il campo, gliela strappa Guidogna che poi finisce giù, ma l'arbitro dà il vantaggio perché c'è Giovagnoli che imbuca bene la Zoom, ce l'ha sul destro il numero 18 che calcia Zummo in due tempi, qui il portiere del Misilmeri, quando il direttore di gara, e quindi possibilità di contropiede con Giovagnoli che apre per Abdelazim, si fa vedere con Mason, il più bello dice di no, Mancuso, ma che occasione con il Geraci, cross di Federico, Matera lascia Pellegrino e con il sinistro prova a far male, poi Cerniglia, Barbagallo, il pallone rimane lì, la raccoglie ancora una volta Barbagallo, rimane giù il 18 che si alza lentamente. Poco più di 5 allo scadere, traversone, Lucera di testa, Barbagallo dice di no. Fischia l'arbitro, va Federico, Alberto Cosentino al 90esimo, all'ultimo istante, la riprende il Misilmeri con l'esperienza di Cosentino che pochi istanti prima suggerire qualcosa a Federico che l'ha ascoltato, colpo di testa vincente di Cosentino, 1-1. Ci sono Gonzalez e Giovagnoli sulla palla, va il numero 8 per Bressan, in testa è arrivato invece Rudonia, para Zummo, Pellegrino con il sinistro, fallo in attacco qui di Matera, fischia l'arbitro, fa il numero 6, troppo fuori l'aria però il suo cross, triplice, fischio, finisce 1-1 tra Geraci e Don Carlo Misilmeri.